Aeternum memoriam altissima turris tene, custos aetatis lumen in nocte manet. In mesu a terras de rocas ebentu, sombra antiga si alloma in su sole. Subentu conta di historias passadas, con sonos que impedra labaranti scritos. Ci troviamo ad Aido Maggiore in provincia di Oristano e in questa puntata stiamo per visitare il nuraghe Sanilu. Cugnan nasciseran su segreto, muraduras altas tocan su quelu, e su silencio estimat su tempus. Torre de pedra, miradori e su tempus, iste dos anticos in coro cantat, ventos e luce si ammasturant in notas, e su passato torna a cantare. Si tratta di un nuraghe che è collocato all'interno di un'area archeologica di un potenziale incredibile. Innanzitutto, oltre al nuraghe, si può vedere un antemurale che circonda e racchiude un villaggio molto esteso che comprende diverse tombe, comprende diverse pietre lavorate, urne cinerarie, dalla quale appunto area si potrebbero poi scoprire e trovare tantissime altre testimonianze dell'epoca che fu. Torre de pedra, miradori e su tempus, iste dos anticos in coro cantat, ventos e luce si ammasturant in notas, e su passato torna a cantare. Dopo aver camminato qualche minuto su questo sentiero di facile impegno, ci troviamo di fronte a questo nuraghe. L'altezza residua della Tolos è di circa 8 metri, un nuraghe costruito in basalto. Non ci resta altro che entrare. E appena entrati troviamo subito sulla nostra destra una prima nicchia e poi entriamo subito all'interno della Tolos, della camera principale. La prima cosa che notiamo sulla destra è una nicchia molto grande, poi alzando lo sguardo ci rendiamo conto di questa immensa camera principale che appunto presenta una Tolos perfettamente chiusa, e abbassandoci una seconda ulteriore nicchia veramente perfetta. Ecco, girandoci verso l'ingresso possiamo notare questa struttura aggettante, quindi l'ingresso da cui siamo entrati, l'architrave e la finestrella di scarico. Ora andiamo verso il piano superiore accedendo tramite questa scala, questa salita circolare.
Andiamo sempre con estrema cautela. Si gira parecchio in tondo per arrivare a questa uscita abbastanza stretta e che ci porta all'esterno. Procediamo sempre con cautela. Il panorama è veramente incredibile. Laggiù possiamo vedere il nuraghe Trochesia, che è sempre collocato nel territorio di Aido Maggiore ed è costruito in basalto con tecnica poligonale. Dentro esos muros con nizzas silenciosas, salud que entra tímida y pura, onzi pedres tú nu testimone de vidas lontanas galupiar. Torre de pedra, mirador y su tempus, istedos anticos in coro canta. Ventos de luce si ammasturanti in nota e su passato torna a cantare. Termina qui questa visita al nuraghe Sanilo, veramente sorprendente e meraviglioso. Vi invitiamo veramente a venirlo a visitare. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Alla prossima visita. Ciao. Ciao! Postacetatis lumen in